Abbiamo più di 1200 firme raccolte in 10 giorni, perché la popolazione non sapeva di niente, era stata all'oscuro. Da una parte il popolo degli oltre 1000 firmatari schieratisi a dolo per la salvaguardia delle storiche centenarie robinie che verrebbero abbattute per lasciare posto al cemento, dall'altra il sindaco che puntualizza. In forma scritta c'è un'evidenziazione da parte della sovrintendenza che dice che bisogna levare queste piante e ripiantumarle in numero adeguato e preciso, -5 più 5. E poi c'è la questione chiusura e pedonalizzazione di un tratto di via Cairoli prevista per il 2023, con grave danno al commercio, dicono i negozianti. Questo è il tratto di strada che si vorrebbe chiudere dal semaforo 50 metri all'ex Generali, dove c'è la via Arino. Logicamente, chiudendo questo traffico qua, le macchine volutamente devono andare nella via Vittorio Veneto, dove abbiamo i poli scolastici. Ma il sindaco rassicura per quanto in parte. Questa fantomatica chiusura di via Cairoli non esiste in questo momento. Il braccio di ferro tra cittadini e amministrazione comunale per via del nuovo restyling del centro che prevede l'ampliamento del Sagrato del Duomo a vantaggio della nuova passerella pedonale galleggiante tra le rive della centrale Villa Bon con quella appunto del Duomo, necessarie, dice il sindaco, per ampliare anche la zona della movida della città. Creare un sistema di contatto anche con la parte dell'Isola Bassa. Oggi cuore pulsante, cuore vivo della movida del nostro territorio, la volontà è quella anche di spostare il baricentro verso un'altra parte, quella più a nord, ossia via Cairoli, via Dauli e tutta la parte tra il Duomo e il municipio.